Un atto dovuto. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo. L'ipotesi di reato per cui si indaga è quella di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma. I fatti sono avvenuti al centro Terra Libera Tutti di Zero Branco. Un giovane 28enne che soffre di autismo mentre stava svolgendo un'attività in cucina, quella di tagliare le patate, forse per un richiamo, forse per un rumore troppo forte, si sarebbe girato ed avrebbe colpito la psicologa che si trovava vicino a lui. La donna è stata subito soccorsa ed è stata portata in ospedale con una prognosi di una quarantina di giorni. Secondo i sanitari, la 32enne veneziana resta in prognosi precauzionalmente riservata, ma in un ambiente non intensivo. Intanto il presidente e coordinatore dell'associazione, Andrea Gambardella, tiene a precisare che le attività programmate sono già riprese senza la necessità di alcuna precauzione aggiuntiva, poiché, dopo le opportune verifiche, l'operato dei professionisti è risultato ineccepibile sia dal punto di vista tecnico che umano. Il fatto verificatosi, ha terminato Gambardella, non era dunque prevedibile in alcun modo. Nei prossimi giorni intanto è previsto un incontro anche con l'ULSS 2. La riunione la definiremo qua a breve e servirà proprio per cercare di capire come si può aiutare questa struttura, ma soprattutto le altre strutture, perché stiamo parlando di una realtà di eccellenza che forse è un passetto più avanti rispetto a tutti gli altri. Tra l'altro siamo in un'ottica di PNRR dove questo tipo di attività verranno incentivate, verranno sviluppate. Una struttura questa che dà supporto non solo ai ragazzi per aiutarli a diventare il più possibile autonomi, ma è anche un supporto fondamentale per le famiglie. Assolutamente sì, qua ci sono ragazzi che purtroppo non hanno più famiglia oppure ragazzi che vivono in famiglia, ma all'interno delle famiglie c'è un pensiero unico e costante che è quello che tecnicamente viene definito il dopo di noi, cioè quello che succederà a questi ragazzi nel momento in cui la rete familiare non ci sarà più. E quindi queste esperienze di co-housing servono proprio per dare loro quel minimo di autonomia che aiuti le famiglie da una parte a trovare un po' di serenità in più e a loro però di affrancarsi rispetto a un domani che non è così semplice così come può essere per altre persone.